aspetta perché c'è l'attimo verità, se no dopo Caldonius ci resta anche male. Allora, è emerso da nostri approfonditi studi geoscientifici che dal castello di Gradara si vede il mare. Magari non credo tanto all'unione sotto ascolta, proprio qui ieri menzionavamo il Gesù Bomboletta e l'ho trovato, adesso me lo prendo qua, 10 euro. Need to shout, how deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools. Vabbè, Gradara ce l'ha sempre beccata con la pioggia, ma tanto l'avevi già vista, invece ti ripinci a Lucas Bar, siamo da casa ormai qua. Ehi. Ok ragazzi, queste fantastiche vacanze sono finite, mi è piaciuto tutto tantissimo, incredibilmente il tempo è volato, nel senso che non è una cosa bella che il tempo voli troppo velocemente, cioè di solito anche Porto Pirone stupendo, ma 3 giorni dopo vado via, mi rompo i coglioni, invece siamo stati anche giorni in più, ma il tempo è troppo volato, vabbè, pazienza, va benissimo. E Dio caro come odio camminare, magari è un problema di postura, non lo so, odio camminare, proprio una roba mi sta, fa proprio schifo e mi stanca. Date un bacino, papi. Date un bacino. Va. Vaffanculo. Il castello dall'Avello. Queste immagini ti sono, guarda che bel castello, gentilmente offerte da un dispositivo video registrativo non professionale, in quanto YouTube è il paron, no? È il marionettatrice dei schiavi, non mi paga. Senti, che tira su una moschea, fronfia. Dai che è venerdì! Ari? Come lo vuoi mettere? Addio! Ma sì, cannellosta, ecco non vi fate neanche a vedere che cialtrone che sono i gentili telespettatori, perché Mirko prima mi ha detto fai onori a casa, fa come te fosse casa tua, esatto. E non mi ho portato dentro che ho fatto vedere tutte le stanze. E soprattutto che sono casa dentro. E vabbè dai, che lei ha dettagli, sta sempre a guardare. Ma che dopo ci odiano perché aspetta, questo è il pre-antipasto, no, meglio che io adesso chiudo, sennò dopo la gente si arrabbia. Ah sì, Tutto mi, ma altri guarda, stai là a guardare, mica magna. No, sta là che te era in pandan con stua, mi rovina il pandan le da dire. No, bisogna dire che in camera, dai che te mi rovina tutta la bellezza del quadro, che dalla realtà no, è diverso, ma pensa che sto qua, quando mi ha detto l'ha fatta Maria e te che resta cesco, guarda. No, guarda i dettagli, i pizzi, ecco, mi rovina tutto. Mi vuoi dire come quattro ristoranti che a cucina della Maria che è da 10 e tutti quei che non è da 10 arriva a 4 papine. Cosa c'è? Cosa c'è? Ogni volta lei mi impazzisce quando entriamo in spiaggia, probabilmente perché da cucciola il primo giro che aveva fatto è stato proprio in spiaggia, appena presa. Oh, amore, tocca tenere la guinzaglia almeno quando c'è gente perché è sorda, poretta. Siamo lavati e profumati, eh? Ah, che bello la non estate, eh? Oh, guarda che cartolina stamattina, guarda in fondo le nuvole, bellissimo. Oggi per la seconda volta nel giro di 6 anni ho deciso di stare a Jesolo. Oggi è domenica. I wanna be forever young, forever. Medusa a forma di teschio, cani nel carrello.
che vanno a vedere il reparto affettati. Tour a questo cane e robe a van life. No, tu vai a prendertelo tu e andare io. Vai, a far finta, dai, vai, prendilo. Dai, vai. Che semplice. Che elemento. Io non vado, sta là. Sta là. Il mio nuovo frigo a compressore, eccolo qua. Boh, sì, sono finte, lo so che sono finte. Sereno è rimanere a letto ancora un po' e sentirti giù in cucina che Chi c'è qua che mi fa stalking? Ah? Chi è che c'è che mi fa stalking? Perché sei felice, amore? È la gente che mangia, siamo noi, non tu. Cioè tu hai le tue robe da cani dopo, cioè non devi essere felice per questo motivo. Sì, anche tu hai dato, sì, mi hai aiutato anche tu, è vero. Allora, comunque in ogni caso chi paga è Giacomo, Ok, quindi Giacomo chiedi il conto e paghi con i tuoi soldini del Monopoli, ok? Bene. Buongiorno Italia. Pensa, ragazzo mio, che la tua vita è sempre solo una, no? Cioè è sempre quella, più che altro, no? Ok? Però ci sono vari modi di viverla e di cambiarla e di stravolgerla. Ti faccio un esempio intanto che si scalda il motore. Mi sono accorto stamattina che l'oblò, quello sopra, aveva tre buchi dovuti alla grandine di quella volta. E allora vedi, io parto subito, che palle, l'imprevisto e i soldi, vabbè, per carità, ovvio, e devo andare fino a Zanini in Tantamona, cioè 40 e 40, tipo 80 km di strada se non di più, e non lavoro e perdite di tempo, eccetera. Invece, secondo me, ci sono dei modi di esorcizzare queste interpretazioni e di cambiarle, no? Di reinventarle. Allora, per quanto riguarda i soldi, io mi proietto sempre nel futuro, cioè mi proietto tipo fra 10 anni, che cazzo, cioè, figurati cosa mi ricordo io di questi 65 euro del coperchio oblò e quanto questi 65 euro del coperchio oblò hanno influito sul complesso della mia vita, ok? Quindi non nel presente ma proprio nel complesso, ok? Successivamente dico anche, beh dai, vado a farmi un giro, cioè è una fortuna. Perso. Qualcuno mi fa dello stalking. Come faccio ad avere un cane sempre così focoso? È semplice! Che devo da mangiare il pellet? Attento qua. Guarda, cane, guarda il pellet. Cane, guarda, dai, vieni qua. Guarda. Attento. Vai cane, mangia il pellet. Attento che mangia il pellet. Attento se non è vero, guarda. Twist. Com'è la retro? Così. Prima. Così. Corsi di inglese a livello pro. I'm porting out the femmina a mangiare a pizza. Aspetta che non sbatte a macchina, che è buona a incassarsi, Dio caro. Fai danzata. Mamma mia ragazzi, c'è stato un periodo che stavo iniziando ad andare a ristoranti di continuo perché insomma lavoro, guadagno e non avendo spese stando qui in camper ho detto vabbè, andiamo fuori a divertirci ai ristoranti, ma ragazzi la vedo sempre peggio, cioè anche stasera al Tempini, che inculata che abbiamo preso a Jesolo, c'è la pizza peggiore del mondo, cioè proprio sono uscito con un nervoso e ho anche pagato 36 euro per uscire col nervoso, cioè il pesce che era più schifoso di quello del Lidl surgelato. E vedi, perché io alla fine anche quella volta avevo smesso di andare a bar e ristoranti, perché tu devi lavorare, no? Per dare parte del tuo lavoro, ossia i skei, per cose che alla fine manco ti fanno felici, porca miseria, cioè io devo pagare per una pizza di merda con del pesce di merda, ma anche no, porca puttana, mi mangio una pasta in bianco piuttosto. Oggi bisognava fare la doppia accoglienza, ma siccome è in arrivo brutto tempo, niente, sto smontando lo scarico delle nere,
che si è bloccato quello elettrico. Non ti faccio vedere i dettagli. Pausa. Allora, intanto ho messo le nere in manuale. Ok, vedi la levetta. Aspetta lo zio perché c'è una vite, non riesco a girarla. Probabilmente arrugginita, non lo so, sarà da spaccare e sostituire. Comunque sì, è uscita una rondella e qualcosa. Sto facendo, guarda, ricasmi. Adesso con calma sto prendendo un attimo le misure per fare il telino cerato, così si va bene a pulirlo e soprattutto è più bello da vedere, a parte le righe, ma purtroppo non ce n'erano dei larghi 70, erano tutti larghi 50 e quindi ho dovuto fare a strisce così verticali. In ogni caso, una volta che ho fatto tutto, uno a uno li stendo con del Bostik sotto in modo tale che stanno belli stirati, e per qua pazienza, insomma, beh, non è che si veda tanto. Ecco, ed ora mi faccio aiutare dalla cultura a stendere bene, perché sotto c'è il Bostik, poi uno a uno. Motorino aggiustato, allora si è staccato una vite, un bullone, e adesso lo rimonto. Il giorno dopo io adoro anche queste cose, cioè riposarsi con il temporalone che sta arrivando, il mio cane che va a usare il giardino, cioè come fossero passati altri cani, cioè è tuo, è la che annusa. Tipo Dio caro. Ok, niente, mi sto semplicemente finendo i lavoretti di bricolage. Oggi finisco qui, le misure le ho prese tutte perfette, anche l'angolino eccetera. Sono molto felice di questa cosa perché è tutta un'altra cosa da vedere, è molto bello, vedi un pezzettino alla volta, si sistema, si pulisce, si fa, no? E gli sto dando la colla sotto e quei libri si aspetta un'oretta perché schiaccino e stendano bene, così non fa pance eccetera. So che il frigo qua non è ancora proprio bellissimo da vedere. Ah sì, se qualcuno può interessare, non sono male, ti dico, non sono male. Sono un po' strane come edere, perché noi siamo abituati ad altre varietà di edera, la Helix più piccolina. Sono finte queste. Però ti devo dire che veramente non sono male, nel senso che mi aspettavo molto peggio, e quindi in camper sono anche carine. Sì, un'altra l'ho messa qua, però vedi, devo trovare una specie di quelle gomma piume, qualcosa per i fiori finti, perché sennò vedi, è questo che troppo cade. Quindi ah, che bel cane che abbiamo qua, abbiamo un bel cane, vediamo se c'è qualcosa per questo cane, per la sua bellezza. Cos'è che annusi te? Cos'è che annusi? Niente sorrisini. Vabbè, mangiamo il biscotto anche a massa, dire. Sì, lo so, CP, volevi fare la tua recensione dei tuoi giochi nuovi e del tuo bellissimo capottino da figa di ragazzi. Guarda che capottino da figa, impermeabile col pelo dentro. Era più caldo che c'era. Dopo il furgonato qua Jeep da Drio che ho viste tutte. Continua il discorso del bricolage, mi sto rifacendo anche questi rivestimenti, sono bellissimi perché guarda, sono cazzate, guarda, vedi, è tutta un'altra roba vederlo così. Ecco, sì, finito, sono cazzate, però per me è tanta roba, il ripiano adesso è così bello da cosare, sì, vedi. Qua adesso devo sistemare un attimo, riverniciare, ho messo la gomma piuma per tenere in piede l'edera finta, sì, il solito casino durante i lavori. E guarda, devo togliere, orco can, su, chiudo che devo togliere il nastro. Ok, adesso sembra brutto perché si deve asciugare, poi quando si asciuga diventa bello bianco, come avevo già fatto l'altra volta. E poi per i piccoli ritocchi ho il pennello piccolo e per i piccoli pastrocci si usa l'acetone, quello che usano le femmine per togliersi lo smalto. Com'era il discorso? Com'era la CP Dance? Fammela rivedere. Dai, fammi rivedere la CP Dance. Sì, bisogna, come macchina, bisogna una spinta. Com'è la CP Dance? Ecco la CP Dance, hai visto? Basta la spinta. La CP Dance, guarda che misti. Guarda, vedi tu? Che fa anche i giri. Vedi tu? Altro che qui che fa break dance, guarda che stile, guarda, mamma mia. Però sì, ricordiamo la nostra gentile clientela che non faremo servizio al tavolo, Oh gentile pubblico, io ricordo il discorso delle spugnette magiche, ti ricordi? Il coso che avevo preso, adesso è sporchissimo, quello che avevo preso a guardare in autostrada, con la spugnetta magica è tornato tutto nuovo, veramente incredibile. Nei suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel
suo corpo c'è la febbre del dolore. Sto seguendo una luce che cammina.